Bentornati su questa rete e soprattutto bentornati su Medicina a Confronto. Come vedete dal titolo parliamo di liberalizzazione farmacie risolve i problemi. In questa Italia che qualcuno vuole salvare è stata sospesa la democrazia per fare un salvataggio dell'Italia che si è concretizzato in un decreto Salva Italia. Il decreto dei tecnici di nome Salva Italia contiene tante cose. Ha fatto scendere in piazza i tassisti e ha fatto insorgere i farmacisti. E l'aumentare del numero delle farmacie sembrava una delle cose che dovevano da una parte dare un servizio più equo diffuso sul territorio, forse incrementare lo sviluppo dell'economia non so di chi, dei farmacisti non titolari probabilmente, e dall'altra parte doveva così essere segnale di un rinnovamento di questo nostro Stato. Non discutiamo di questo, discutiamo solo relativamente alle farmacie, se questo è un qualche cosa che ha portato già dopo qualche tempo dalla introduzione, portato o fa intravedere una soluzione ai vari problemi. Gli ospiti di questa sera, il professor Adriano Guiotto, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Padova, ma docente dell'Università di Padova in facoltà di farmacia, e il dottor Leonardo Padrin, che è un consigliere regionale, ma è il presidente della quinta commissione, quella relativa alla sanità, nostro ormai ospite molto frequente per questi nostri problemi, è il dottor Maurizio Giacomazzi, che è un farmacista titolare, cioè ha acquisito una farmacia. Poi gli chiederemo anche come. È stato in campagna, ha fatto i servizi rurali, era da solo, di notte si è sacrificato, si è pagato i debiti, l'hai dovuta pagare, vero dottor Giacomazzi, questa farmacia nel tempo, negli anni. Insomma, è così l'esempio del sacrificio del farmacista che ha acquisito una farmacia. Do il benvenuto agli ospiti e soprattutto ringrazio il professor Guiotto perché è qui con noi questa sera e che ci illustrerà in realtà, ma questa farmacia che tutti pensano sia solo una bottega o un supermercato del farmaco e del parafarmaco e dello zoccolo e della pasta per i bambini eccetera, in realtà che cos'è una farmacia, professor Guiotto? La farmacia è un presidio sanitario entro il cui operano dei farmacisti che sono degli operatori sanitari. Con pari dignità penso di tutte le altre professioni sanitarie che operano nel territorio. Quindi la farmacia, come giustamente diceva lei, non è un negozio, anche se spesso e volentieri in qualche articolo di stampa quando si parla di farmacia si finisce a parlare di negozio, di bottega, perché la si pensa troppo intimamente connessa all'attività commerciale. Però il farmacista è ben altro. Ripeto, purtroppo è legato anche a una forte componente commerciale che condiziona anche il giudizio che se ne può dare dell'esercizio farmacia. E poi lei diceva che oltre che i farmaci ci sono tante altre cose. Sì, ecco, è stato criticato spesso questa situazione nel passato, però dobbiamo anche renderci conto che la redditività ora presume anche questa componente di altri articoli oltre i farmaci. D'altra parte il farmacista, essendo un operatore sanitario, è lì per consigliare, per somministrare il farmaco, per dare tutte le indicazioni possibili, per dare tutte le indicazioni possibili di tipo salutistico, per fare dell'istruzione dal punto di vista sanitario. È stato il primo controllore poi della correttezza di una ricetta, perché il soggetto che acquisisce il farmaco con una ricetta sappia esattamente le dosi che deve prendere. Il farmacista spiega. È il responsabile della corretta somministrazione, non solo, è addirittura responsabile anche dell'atto medico, cioè se il medico, supponiamo, possa avere errato nella prescrizione o prescritto qualcosa, il farmacista deve accorgersene e eventualmente interpellare il medico per avere delucidazioni precise. Del tutto recentemente c'è stato un fatto di cronaca di farmaci acquistati via internet e somministrati da un medico come presidio diagnostico da assumere per bocca. E si è rivelato velenoso. In farmacia questo non può succedere. No, in farmacia non può succedere, anzitutto perché la farmacia tutto quello che acquista lo acquista in maniera controllata. I medicinali sono medicinali e le materie prime sono accompagnate da schede di analisi che certificano l'autenticità del prodotto.
Questo non potrebbe mai essere successo. Quindi queste cose vanno fatte rivolgendosi a dei canali ufficiali dove c'è il farmacista che controlla. Perché... Certamente sì, certamente sì. Ecco, la ringrazio. Dottor Padrin, allora intanto bentornato qui. Parliamo di questo famoso concetto di liberalizzazione, che poi è forse un termine improprio, è aumento del numero, non è che viene liberalizzato, è l'aumento del numero delle farmacie sul territorio. Ma la Regione, che dovrebbe poi eseguire queste, concretizzando con un decreto, con una legge regionale, questo possibile aumento delle farmacie sul territorio, la Regione già nel passato aveva avuto una proposta di legge di Padrin che già identificava alcune criticità nel servizio farmaceutico territoriale. Beh, diciamo che intanto il termine liberalizzazioni appartiene a una campagna di comunicazione più che a una sostanza di decisione. Quindi questo governo ha usato questo termine per quanto riguarda le farmacie in modo improprio, perché nel testo del decreto è scritto sostanzialmente che viene abbassato in alcuni casi, come dire, è insignificante rispetto all'impatto territoriale il numero di farmacie per numero di abitanti. Quindi prevede una farmacia ogni 3.300 abitanti, nel Veneto siamo a 4.500 abitanti, ma in realtà siamo molto più bassi. Il problema oggi delle farmacie è un problema che riguarda l'erogazione del farmaco nelle zone rurali. Perché? Perché le zone rurali o a scarsa densità abitativa o nelle zone montane evidentemente anche per le farmacie c'è difficoltà a fare reddito. Quindi la realtà delle farmacie è una realtà molto variegata e dipende dal territorio. Quindi aveva ragione il professor Guiotto, dice: se voi vedete in farmacia delle cose che farmaci non sono, ma le scarpette particolari per il bambino, la pastina senza glutine, eccetera, è un servizio che diamo che allora, però sì, dobbiamo però distinguere anche... perché il professor Guiotto ha detto delle cose vere, però sono una parte, nel senso che è indubbio che una farmacia in una zona disagiata è un servizio che viene reso al territorio e lo è anche per quanto riguarda la fornitura delle scarpette per il bambino o per i biberon di un certo tipo al posto che per un altro o per gli alimenti di un certo tipo. Però la domanda che mi faccio io rispetto alle realtà di tipo ordinario è questa: il farmacista oggi è una professione sanitaria, però io credo che la distinzione tra una professione e un'impresa sia legata al fatto che o è prevalente il capitale e l'organizzazione o è prevalente il lavoro. È evidente che in una professione è prevalente il lavoro, in un'impresa è prevalente l'organizzazione e il capitale. Per cui è vero che ci sono dei farmacisti che sono dei professionisti, è vero che ci sono delle farmacie che sono un'impresa. Poi anche su questo si potrebbe aprire un confronto infinito. Torniamo all'argomento principe. Allora, le liberalizzazioni sono una forma di propaganda di questo governo relativamente alle farmacie. Questa è la mia modesta opinione. Ogni regione, in base al decreto del governo, ha attuato una serie di misure. Il 17 di maggio scade il termine per presentare da parte dei comuni le richieste, che comunque nel Veneto non sono tantissime. Però ripeto, si affronta il problema dalla parte sbagliata, per cui noi discutiamo di propaganda, non discutiamo di sostanza. Il problema delle farmacie territoriali è un problema che secondo me va affrontato diversamente. Le farmacie territoriali secondo me sono un presidio sanitario importante nel territorio, vanno garantite e professionalizzate sempre di più e non possono essere confuse con imprese prettamente commerciali, perché diventa un elemento di sicurezza per il cittadino. Su altri aspetti
più medievali, magari discuteremo Veniamo più dopo. avanti. Io vorrei adesso farvi raccontare una storia, che in fondo è una bella storia, la storia del dottor Giacomazzi. Il dottor Giacomazzi ci racconterà come ha cominciato, dopo essersi laureato in farmacia, a fare il farmacista, come è riuscito a realizzare il suo sogno di avere una farmacia che adesso è decisamente una bella farmacia, in una zona del tutto rurale, dove allora passavano pochi carrettieri di notte e qualche macchina rara. Comincio inizio il mio discorso dicendo che sono partito a 22 anni, in una frazione che non si sapeva. Alla tua età di 22 alla mia anni. età di Sì. 22 Ne anni. sono passati tanti per da cui allora. sono quasi 40 anni di titolarietà. Sì. In una zona, Pionca di Vigonza, per non fare... Io ci ho abitato 5 anni. Bene, e una farmacia dove era in mezzo alla strada come abitazione, era una casa del comune, una ex scuola, con, non dico il bagno annesso fuori, facendo turni di guardia una settimana sì e una settimana no. Era considerata rurale, vero? Considerata rurale, come rurale tuttora adesso, perché è data dalla Istat, una farmacia che si preparava moltissimo, che si continua a preparare ancora, perché spiega per i nostri. Abbiamo tutte le preparazioni magistrali per quanto sono cioè, partito. tu crei i farmaci che ti ordinano, che ti chiedono, quindi le pomate, le pastiglie, abbiamo le bustine. dalle pomate, le capsule, i sciroppi, Sì, questo sì. negli anni del 73, 74, 75. Cioè facevi l'alchimista. Bene, e che tuttora io proseguo per questa Sì. strada, che sarebbe la strada del vero farmacista, se non vado errato. Quindi in dottor campagna, Soghiotta. una farmacia In campagna. piccola. Ho il mio bacino d'utenza, diciamo, è di 2.700 Ti sei collato un sacco di persone. debiti? Mi sono collato debiti, ho una farmacia oggi meccanizzata, tra una delle poche robotizzata, per avere la possibilità di avere un dialogo maggiore con il paziente, perché io lo considero paziente e non cliente. Perché in farmacia non ci sono clienti. Nel senso che sono nella tua pazienti. farmacia tu parli col paziente, premi il tasto e ti arriva il farmaco. Mi arriva il non farmaco. devi andare a prenderlo in magazzino. Perfetto, corretto. Questo ti dà garanzia ovviamente anche di gestione, quindi Mi i dà tuoi la farmaci garanzia sono della sempre- gestione, mi dà la garanzia della scadenza del prodotto e mi dà la possibilità di interloquire con il paziente. Cioè, una farmacia da città in una zona rurale. In una zona rurale, sì. No, non ne conosco molte in città che siano così. Beh, vabbè, Forse insomma, comunque. non le frequento molto. In Italia saremo in questo momento, devo dire, io sono partito 8 anni fa, saremo all'incirca 60 farmacie meccanizzate, completamente robotizzate come la mia, diciamo, non è parziale, è totale, perché Comunque, io lavoro in ecco, questo. professor Gugliotto, No, non questa vorrei, storia è non una vorrei bella che storia. questa meccanizzazione facesse pensare una completa deresponsabilizzazione Del farmacista. dell'atto della dispensazione del farmaco, perché Bravo. è vero, si legge la ricetta, si preme un bottone e quant'altro, però il farmaco viene dispensato coscientemente sempre dal farmacista. Questo è un atto di primaria importanza. Anche perché il farmacista legge, controlla, è vero, Sì. come sempre. Sì. E quindi È una questa- facilitazione, diciamo, Nella gestione, l'automatizzazione, sì. però l'atto responsabile della dispensazione Certo. rimane Allora, in nella sua questa competenza. zona rurale hai coronato il tuo sogno di ragazzo, hai cominciato tanti anni fa, piccola farmacia, tanti debiti, pian piano migliorata, ha cambiato anche i locali finalmente, anche perché erano pubblici ad uso del farmacista, quindi poi avranno demolito tutto, mi pare. Sì, è demolito adesso Cioè, completamente. è cambiato il paese, l'aspetto del è paese. cambiato l'aspetto del paese. Ma anche la farmacia ha contribuito perché è un punto di incontro, anche di socializzazione. È un punto dove c'è la luce accesa tutto il giorno, tutta la notte, ci sono le istruzioni per le farmacie di turno, ci sono dei numeri di telefono, insomma mi pare una cosa... Cioè tutto quello che può essere, diciamo, a livello sanitario. Quindi in una completo. zona di campagna di notte si passa dove c'è la luce accesa, quella è la tua farmacia. Perfetto. Dove è accesa troverai sempre la farmacia di turno, dove c'è il segnale, dove effettivamente c'è la possibilità di trovare sempre il farmacista reperibile. Perché parliamo anche di reperibilità oggi, anche se il cittadino non lo sa. Non sei più come una volta in cui il farmacista doveva perennemente 24 ore su 24 stare all'interno della farmacia. Oggi come oggi c'è la reperibilità. Cioè suonano il campanello, C'è un combinatore dove il farmacista che non risiede, ossia che non ha l'abitazione, ma bensì dorme in una branda, perché ancora tuttora il farmacista che non ha l'abitazione, perché non è detto che tutti ce l'abbiano, è reperibile, vuol dire che va a mangiare
in un ristorante a fianco, in una pizzeria, vai a elemosinare qualche pranzo, Sì. però con Sì, la sei lì reperibilità, vicino, insomma. lì vicino vuol dire che dalla chiamata in 5-10 minuti uno Ecco, è in il farmacia. farmacista come te, che ha fatto tutte queste fatiche, leggendo questa parola liberalizzazione, che come ha spiegato bene Padrin è una promozione governativa, leggendo questa parola e vedendo quello che potrebbe venirne fuori, come l'ha presa? Allora io ti dico una cosa, dal mio punto di vista questa liberalizzazione, chiamiamola liberalizzazione, svilisce quello che è la professione del farmacista. Perché per persone come me che viene dall'estero e che ha visto quello che può essere il sistema americano, il sistema in cui le farmacie le hanno fatto diventare dei supermercati veri e propri, l'italiano non accetta una determinata situazione, vuole ancora il vero farmacista, il vero professionista al banco, perché ha bisogno di un consiglio e lo troverà sempre il vero farmacista, perché un farmacista come un farmacista italiano è difficile trovarlo all'estero. Scusatemi se ve lo dico, ma la preparazione che ha la farmacia, ossia l'università italiana, come prepara il farmacista, è difficile trovarlo all'estero. Io devo dire che i medici di base prescrivono, dicono di corsa cosa devono prendere e poi passano al prossimo paziente. Qualche volta la mamma, per esempio, chiede al farmacista: ma allora come lo devo dare al bambino? Qual è il dosaggio, il misurino? Ecco, è vero che il farmacista spiega molto da noi. Certamente, come dispensatore del farmaco è anche un consigliere del farmaco, quindi presiede anche spiritualmente alla corretta assunzione del farmaco, quindi è un atto molto responsabile. Come presidente dei farmacisti, dell'ordine dei farmacisti, con quale spirito la categoria ha accolto questo desiderio del governo di fare questa cosa che in realtà, come abbiamo sentito, si traduce in poche decine di aumento? Ma mi rifarei a quello che ha detto il dottor Padrin. La liberalizzazione è un termine del tutto improprio. Si dovrebbe dire aumento del numero delle farmacie o abbassamento del quorum, cioè abbassamento del numero di abitanti per ciascuna farmacia. Allora, dato questo per scontato, si deve anche dire che era nell'aria. Sì. Era molto tempo che si discuteva di questo abbassamento del quorum. In un primo momento si è parlato di 4.000, poi è venuto il governo Monti che ha fatto uno sforzo inaudito per promuovere l'incremento delle farmacie e si è arrivati al quorum di 3.300 abitanti. Visto dalla parte opposta dei titolari, cioè dei non titolari, invece può essere vista anche favorevolmente, cioè un'occasione per poter diventare titolari da parte di collaboratori che aspirano a questo. Sì. Ma è una possibilità concreta, reale, oppure ci saranno le famose grandi società che useranno l'impegno di capitale a favore di... No, l'attribuzione di queste farmacie viene fatta con un concorso. Poi in merito al concorso per soli titoli o per titoli di esami dovremmo discutere un pochino più approfonditamente. Però ora come ora le farmacie che verranno messe a concorso verranno vinte da farmacisti con certi requisiti. Per esempio, io ho visto cosa è successo e me lo spieghi, le famose farmacie comunali che vengono vendute a delle società che poi se le gestiscono, per esempio. Sì, vabbè, questo è un vecchio vizio delle amministrazioni comunali che hanno pensato e hanno avuto l'opportunità di fare cassette in passato. Adesso è cambiata leggermente la legislazione, per cui un comune che esercita il diritto di prelazione non può più fare il giochino di dare in concessione la gestione e poi vendere l'esercizio come era nel passato. Adesso deve gestirlo per un certo numero d'anni e poi deve darlo in opzione, in prelazione ai dipendenti. Però non è questo il caso, perché per questo concorso straordinario i comuni non possono esercitare. E questo dobbiamo dare atto, perché era una vecchia idea del dottor Padrin, quella di togliere la possibilità ai comuni di esercitare il diritto di prelazione. Allora, ci fermiamo qui per 2 minuti, per cortesia, per dare lo spazio alla pubblicità. Ritorniamo qui subito e state con noi.
grazie per essere rimasti qui con noi. Adesso il professor Guiotto ha tirato giustamente in causa Leonardo Padrin. Leonardo Padrin, già alcuni anni fa si pensava all'abbassamento di questo quorum ed era una proposta Padrin, mi pare, in Regione, a suo tempo di una certa razionalizzazione. Era più organica, però a me non piace parlare del passato, perché altrimenti... Secondo me il governo Monti doveva intervenire in modo diverso se voleva cambiare qualcosa, e le modalità di intervento dovevano riguardare innanzitutto la concezione di farmacia come di una concessione governativa che viene data a un soggetto che ne ha i requisiti, e quando questo termina il proprio percorso professionale restituisce la farmacia allo Stato, la concessione, non certo i muri, e lo Stato rifà un bando di gara. Mentre a tutt'oggi questo aspetto non è stato toccato, perché la farmacia è praticamente una concessione governativa ereditaria. Poi ci sono altri aspetti sulla gestione, perché è vero, le farmacie di turno, però io mi chiedo, ma è possibile che la prima regione italiana per turismo non abbia nei capoluoghi di provincia una farmacia aperta 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, che è un riferimento per chi da qualche parte chiede al portiere: io ho bisogno della cosa più nobile o di quella più ludica, dove vado a comprarla? A mezzanotte? Allora, voglio dire... Ma credo che ci si arriverà prima o poi. Ma questo crea un meccanismo complicatissimo. Ma nella rispetto ai turni. Questa liberalizzazione non può consentire l'apertura se un titolare vuole la liberalizzazione H24? può consentire la scelta di un orario ad libitum da parte di ciascun titolare. Però, per rispondere al dottor Padrin a questo proposito, il servizio di turnazione prevede la presenza di una o più farmacie nel territorio aperte 24 ore su 24. Non è sempre la stessa, certo. Il che può essere anche un favore in certe situazioni, perché se è sempre la stessa o una delle poche aperta sempre in quel territorio, certamente finisce per essere distante da altre sezioni del territorio. Circolando invece e turnandosi, ecco che c'è una farmacia sempre aperta e le altre con i reperibili. Certamente, se mi permettete un attimo, io dico questo. Allora, giustamente ci sono delle città tipo Milano, Roma, che hanno una farmacia aperta 24 ore su 24. Adesso magari alla stazione. Ecco, io parlo della realtà della mia USL, che è l'USL 15. Attualmente siamo a 57 farmacie. Abbiamo 5 farmacie di turno 24 ore su 24 settimanalmente. Vuol dire a rotazione. Per cui il cittadino è coperto 24 ore su 24. È ovvio che non può esserci una farmacia nell'US 15 aperta 24 ore su 24, perché siamo tutti paesi limitrofi, per cui... Ma io non c'è un centro. di una in un capoluogo di provincia, sì. una per 1 milione di abitanti nel Veneto. Però, dottor Padrin, il discorso è questo, che pur se abbiamo una sola, prendiamo Padova, allora dovremmo avere Padova città, un'unica farmacia aperta 24 ore su 24, ma abbiamo un Montegrotto che automaticamente, avendo solo quella, perché giustamente io, se sono alla farmacia che è all'Arcella e ho quella in centro a Padova 24 ore su 24, non farò mai un turno di guardia 24 ore su 24 per 7 giorni, lascio quella 24 ore su 24, ma quello dell'US 16 di Montegrotto sarà costretto a venire a Padova. Sì, il problema è questo, ma si può normare, che cercando di garantire tutti, alla fine un cittadino gira di notte cercando quella che è la farmacia di turno. Mentre io dico, non dobbiamo mica obbligare nessuno. C'è qualcuno, per come la farei io, che è disponibile a tenere aperta una farmacia che non sia evidentemente né a Castelbaldo né a Piombino Desi? Una farmacia aperta 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Se c'è uno, come regione le autorizziamo. Sì, però torniamo al solito discorso. Un Milano, quanti abitanti fa?
E vediamo un Padova, una città come Padova, sono 300, quanti sono? Abbiamo anche 214.000 abitanti. Il turismo, cioè voglio dire, abbiamo una serie di elementi che secondo me andrebbero rafforzati. Allora, io credo che una farmacia aperta, che sia una certezza per i residenti e un accesso facilitato per i turisti, credo sia un servizio che non mi può essere messo in discussione perché quello che è di turno all'Arcella guadagna 50 euro in meno. No, non stiamo parlando, non parliamo di guadagno. Via del flusso, perché poi questo diventa l'elemento per cui c'è opposizione a un servizio di questo genere. Uno dice, io sto in turno e non viene nessuno. No, Quindi, però io faccio una domanda, dottor Padrino, scusi se la interrompo. Dobbiamo vedere la funzione della farmacia. Stiamo parlando della farmacia come punto sanitario o stiamo parlando della farmacia come punto sanitario e punto commerciale? Allora, io dico questo, io vedo quello, ossia la realtà che ho io quando sono di guardia, quella settimana che faccio 24 ore su 24. Non è ammissibile che uno venga in farmacia alle 3 del mattino a chiedere dei prodotti che non hanno nulla a che vedere con l'urgenza. Dove è stato l'errore madornale è firmare la convenzione in Regione Veneto, adesso parliamo del Veneto, dove effettivamente si dice che per urgenza può essere anche, scusatemi, un preservativo. È stato detto purtroppo, ma questo non è un professionista che lavora 24 ore su 24. Il caso mio, io faccio la notte, faccio il giorno, faccio la notte, faccio il giorno, perché lavoro per turnare, diciamo, potrei anche andare a casa, però ho dei professionisti, dei colleghi che lavorano e giustamente devono essere seguiti anche loro. Nella notte io dovrei lavorare solo per i casi urgenti, certo, dove effettivamente c'è una ricetta con scritto urgente. Vuol dire che il farmacista è lì per quello. Tant'è vero che io non chiedo... Che poi, parliamoci chiaro, chi viene di notte non viene mica con la ricetta, perché dove lo ha trovato il medico che gli firma la ricetta? È lì dove volevo entrare io in merito, perché non è giusto e Dio corretto. ci liberi dalla guardia medica, allora, perché potremmo soccombere con l'aiuto della ecco perché dico, ecco dottor Padrini, ecco dove io volevo entrare in merito, io non ho problemi, io entro in merito nel mio caso. Più di una volta io ho chiamato la guardia medica effettivamente perché ho chiamato la guardia medica per un semplice motivo, perché non è corretto che alle 3 del mattino il paziente, il cittadino chiama la guardia medica, dice vada in farmacia, compri la tachipirina, compri e dopo se tra un'ora non passa mi richiama, se no va in pronto soccorso. Allora il cittadino dico scusi una cosa, se lei ha vomito e diarrea, veniva direttamente in farmacia perché tanto non è stato visitato, io mi devo assumere la responsabilità per quello che lei mi dice che le hanno riferito alla guardia medica, allora a questo punto invece di svegliare 2 persone, veniva in farmacia già suonato, mi diceva dottore ho nausea, ho diarrea, ho vomito, a questo punto le do i suoi farmaci e siamo a posto. Fortunatamente i farmacisti in Veneto dicono guardi io le do i farmaci ma domani mi porti le ricette. Che non sarebbe proprio... No. Ma per fortuna fanno così. Per fortuna, però, ecco. Farmaci di automedicazione. Di automedicazione, pronto intervento per patologie lievi. Io le dico una cosa, sono... No, da questo punto di vista bisogna dare atto che fortunatamente abbiamo i farmacisti che abbiamo, che danno il farmaco che è necessario dare. Sì. Ma la farmacia del futuro, non si era detto che doveva essere anche un punto di collegamento con l'ospedale per le analisi? Ma io lo sottoscrivo questo, è che paradossalmente ci sono stati dei farmacisti... non è andata avanti questa cosa. Ci sono stati dei farmacisti illuminati che ancora 10 anni fa, ma non mi cito loro come farmacisti illuminati, che hanno detto sì, noi siamo d'accordo di integrarci sempre di più nel sistema e questa sarebbe veramente una rivoluzione positiva, e quelli che invece dicono io ho la mia rendita, non createmi disturbo. Allora devo dire una cosa, nel 1994 quando ero in associazione avevamo fatto la prima sperimentazione del CUP con l'US16 per farla partire, perché io sono dell'avviso che invece di dare dei servizi come hanno detto a livello nazionale, che sono servizi che per noi non è nel nostro campo. Il nostro campo è quello di dare veramente, di essere
un appoggio all'ospedale, uno sportello. Allora c'è il CUP, centro unico di prenotazione, ci sarebbero le autoanalisi, che quello va benissimo, che dovrebbe essere utilizzato molto bene. Perché le persone di una certa età non hanno il computer a casa per ricevere il referto. E questo lo può ricevere il farmacista come può ricevere la ricetta. Perfetto, ma anche siamo al solito discorso, dobbiamo sempre lottare con delle categorie, perché quando io per esempio sull'US 15 a Vigonza avevo proposto le prenotazioni iniziali via fax, perché si facevano col distretto, e la categoria di medici ha detto no, perché quello è un compito nostro. Allora, torniamo al solito discorso. Volete il farmacista, volete la farmacia come punto di riferimento, come punto di appoggio? Bisogna che arriviamo a, diciamo, dobbiamo scindere quello che può essere il discorso medico con il farmacista, le competenze. Io credo che nessuno vada a invadere il campo del medico, anzi sgraviamo quello che può essere il lavoro suo, burocratico, ce lo accolliamo noi una parte di lavoro, e certo che non può essere tutto gratuito, perché alla fine della filiera noi altri siamo lì che stiamo lavorando, per cui abbiamo bisogno effettivamente anche noi di un appoggio. Noi sappiamo effettivamente che con quello che hanno fatto oggi come oggi di centralizzare i medici di base, con quello che può essere l'ultimo, dove adesso mi sfugge il l'UTAP, il famoso UTAP, dove sappiamo tutti l'UTAP non è una soluzione, è stata una sperimentazione inversamente proporzionale al costo del beneficio. Però devo dire una cosa, se andiamo a vedere i costi di quell'UTAP, quello che viene passato a livello regionale, io le dico onestamente, utilizzate la farmacia, una parte minima passatela e vedrete che avete un servizio che è molto capillare e molto ben servito. La legge 69 del 2009, quella appunto che viene battezzata la farmacia dei servizi, questo lo prevede, e lo prevede abbondantemente. Per esempio prevede la partecipazione all'assistenza domiciliare integrata, cioè l'assistenza a domicilio del paziente, che significa deospedalizzazione, significa abbattimento dei costi, ma significa anche un monitoraggio continuo dei farmaci che gli vengono somministrati e quindi della spesa farmaceutica. Vede, professore, questo è fattibile. Io sottoscrivo tutto. È che, ma è legge questa, è legge. Paradossalmente 12 anni fa voi sareste stati cacciati dall'associazione da Federfarma. Perfettamente, ha ragione. Voglio dire, se quello che dite adesso l'avete detto allora... alle vecchie proposte che avevamo fatto in quella commissione tanti anni fa. Allora, dottor Padrini, io ho fatto parte fino al 97-98. Avresti sottoscritto subito. Io sono uno di quelli che sottoscriveva questa situazione. Purtroppo c'è stato un cambiamento che sappiamo radicale, che non entriamo in merito. Però, torno a dire, torniamo a noi per queste liberalizzazioni, che vorrei toccare questo argomento, che è un po', per me questa apertura la chiamerei un'apertura selvaggia, perché hanno tolto la pianta organica, hanno messo 3.300, avremo delle farmacie su delle frazioni tra virgolette con 1.000 persone, 1.000 abitanti, anche meno, dove intanto si stimola al collaboratore, al collega, perché è un collega, perché al finale tutti i farmacisti siamo tutti uguali, c'è l'unica differenza che uno è titolare e uno non è titolare. Io ragiono in questa maniera qui. Allora dico, se il mio collega va ad aprire perché dice divento titolare di una farmacia e va su una frazione di 1.000 abitanti. Venderà anche a Polvere da Sparo? A questo punto vi dico, faremo diventare la farmacia come la farmacia in Inghilterra, la farmacia dove venderemo panini, dove avremo veramente la qualifica del farmacista sarà svilita al 100%, non avremo più di professionisti seri. Sentiamo professor Guiotto. Maurizio, quella farmacia potrà essere vinta da un'associazione di farmacisti, 2 o forse anche di più. Se un'associazione, sapete che possono concorrere in forma associata, sommando, facendo una sommatoria del punteggio dei titoli.
Bene, se una farmacia su 800, 900, 1000 abitanti viene vinta da un'associazione di 2 o più farmacisti, uno sta in farmacia e venderà magari panini come si è detto appena adesso, ma gli altri dovranno andare a raccogliere pomi, melanzane, non lo so, perché per 10 se anni sono in campagna. Il meccanismo di concorso, dottor Padrin, come è previsto? Questa è bella. È come dire, la negazione del merito. Grazie. Quindi che razza di liberalizzazione è questa? Dicevo prima che è come dire, solo una forma di propaganda, perché evita i problemi veri, spende a livello di demagogia l'aumento delle farmacie senza ragionare sulla differenza territoriale, perché voglio dire, a Belluno vediamo chi va a fare il farmacista, tanto per citare. E poi nella modalità di assegnazione dice facciamo concorso per titoli, quindi evitiamo qualsiasi valutazione del merito, di merito, delle esame, capacità, ma facciamo chi ha un'anzianità di curriculum di un certo tipo. Vuol dire proprio che noi sapremo molto bene che succederà come è successo precedente nei concorsi, e qui il professor Guiotto mi darà atto, il quando i primi... sembra quasi che, come dire, non ci sia, qui parliamo e diciamo tutti e tre secondo me la stessa cosa, cioè la farmacia è un presidio sanitario importante nel territorio, integrato con la sanità pubblica, della quale diventa anche strumento avendone dei benefici, tanto per capirci, no? Però questo migliora la vita del cittadino, fa risparmiare soldi al pubblico e, come dire, dà delle certezze ai farmacisti. Questa pseudo-riforma, pseudo-liberalizzazione di questo non tiene minimamente conto, sembra più il pensiero di qualche burocrate che ha pensato di spendere nella comunicazione il fatto che hanno conteggiato 3.000 farmacie in più a livello nazionale. Quante sono? Dipende dal conteggio, potrebbero essere anche fino a 4.500, potrebbero essere, dipende. Quindi, se i comuni esercitano completamente la scelta anche di apertura delle farmacie opzionali. Ma vorrei approfondire il meccanismo concorsuale. Giustamente il dottor Padrin diceva è una negazione del merito perché manca la componente idoneativa, cioè l'esame, in altre parole. Sembrerebbe in apparenza un'accelerazione del meccanismo, cioè così si arriva prima all'assegnazione delle farmacie. Vorrei fare una riflessione a proposito. Anzitutto apro una parentesi, il Veneto sta lavorando molto speditamente in questo senso e probabilmente il Veneto sarà una delle poche regioni che potranno mettersi il fiore all'occhiello di dire siamo arrivate per primi. Il che significa che siccome si può concorrere in sole 2 regioni avremo forse il numero più abbondante di concorrenti. A parte il fatto, questa considerazione, chiusa parentesi, l'altra è il meccanismo concorsuale, solamente per titoli, si sveltisce in altre parole, niente affatto, perché prima con i vecchi concorsi su 1000 partecipanti il 50% veniva segato perché non era adeguatamente preparato culturalmente per sostenere l'esame idoneativo, quindi si segavano, adesso bisogna valutarli tutti. Piano, con le nuove disposizioni i candidati presenteranno tutte delle autocertificazioni, ho fatto questo per tanti anni, ho fatto quest'altro, eccetera. La Regione Veneto, di fronte all'autocertificazione, le regioni, il Veneto per primo, si arriverà per primo, dovranno verificare la validità di queste, cioè ci sarà un meccanismo di verifica che farà protrarre i tempi concorsuali molto più dell'anno che sarebbe in teoria previsto per la conclusione dei lavori concorsuali. Questa è la mia ipotesi, molto pessimistica, ma siccome a essere Cassandra ci si indovina spesso, temo che sia proprio... Noi sappiamo che in Italia c'è università, ci sono tanti modi di fare le cose. Certamente però dottor Padrin, c'è anche questo problema, che ci troveremo con dei grandi ricorsi al TAR. Ci ritroveremo con tanti ricorsi al TAR con questa storia, per cui sarà ancora i tempi molto più lunghi, calcolando che questo problema dell'apertura
di queste 4.700-4.800 farmacie, perché all'incirca in Italia, è storico, è dovuto al problema che nel meridione non sono mai stati fatti concorsi. Se noi abbiamo una realtà che nel Veneto abbiamo una farmacia, lei ha parlato di 4.200 teorici, noi siamo all'incirca 3.800, una farmacia ogni 3.800 all'incirca. 3.800 a 3.300 non è che c'è un grande salto. Ci troviamo con delle realtà da Roma in giù dove ci sono farmacie con 12.000 persone, per cui ecco dove è stato il problema dei concorsi. Ci troveremo, come giustamente dice il professor Ghiotto, con un aumento di persone che verranno dal meridione in su con titoli che non lo so, superiori a tutti i giovani farmacisti che abbiamo in Veneto. Sì, perché tanti titoli sono stati concessi generosamente dalle master sorelle del Sud università. Appunto. E allora a questo punto devo dire che bisogna stare molto attenti a quello che abbiamo fatto, perché alla fine diciamo quello che abbiamo fatto. Cioè, da quello che ho capito, a essere primi ci si rimette pure, a fare i primi della classe. Noi non è che facciamo i primi della classe, applichiamo una legge nazionale. Sì, ma perché solo qui di corsa e perché proprio questa legge nazionale quando tante altre sono state applicate con molta tranquillità? Beh, se c'è una legge che dà certi limiti temporali, bisognerebbe in teoria rispettarla, ad essere buoni italiani e buoni solo cittadini. che Quindi credo che anche la Regione Veneto voglia fare questo, però il risultato... Se chi ha fatto le leggi le avesse fatte meglio, avrebbe previsto una sanzione che invece qui non è prevista. Perfetto, Perché bastava dire io ti penalizzo ogni mese di ritardo dello 0,05 sul fondo sanitario. Però le farmacie di cui tu non riesci a fare il concorso vengono vinte dall'altra regione, dai concorrenti di un'altra regione. Un momento, hanno risposto che entra in graduatoria nazionale. La sanzione però c'è, seguendo questo governo, dove ha dato un mese di tempo ai comuni, 2 mesi alle regioni dove i comuni non hanno comunicato per dare, diciamo, individuare la sede, e dentro un anno, qualora entro l'anno non riescono ad aprire le farmacie, viene commissariata la regione. E il commissario cosa fa? Questa è la domanda, sto dicendo, quella è la sanzione, è una sanzione che devo dire onestamente non trova. Quindi anche il meccanismo concorsuale fa acqua, quindi il nome non va bene perché è un nome di marketing. Va bene. Vabbè, liberalizzazione non va bene, non è che il meccanismo concorsuale fa acqua. Da noi non è che ne servivano così tante, perché ne servirà una qua, una quasi a macchia. Noi ci siamo quasi. Ci siamo quasi, perché siamo a 3.800, a 3.300. In provincia di Padova 46 nuove farmacie. 46, no. Come no? 46. Sull'URSS 15 ce ne sono 15 farmacie di apertura. Nuove farmacie. Ma già assodato che questa sarà la richiesta? In totale al massimo potevano essere 47, ne sono state chieste dai comuni 46. Cosa vuol dire? Che mica, io se non ricordo male, adesso perché mi sono guardato un po' la documentazione sulle previsioni, mi sembra che la provincia che ha diritto al maggior numero è di 26. Padova mi sembra siano 18 o 19. Non ho fatto i conti, i conti. Quelli che hanno fatto domanda, ma mica è detto che quelli che hanno fatto domanda... sono dentro, sono dentro nei 3.300, lasciando pur fuori la differenza ma diciamo nei 3.300 abbiamo all'incirca l'apertura di quello, solo nell'US 15 passiamo da 57 sono altre 15 farmacie, per cui siamo intorno a solo l'US 15. 72. Allora, credo che le richieste siano diverse da una previsione ragionata che è stata fatta, dove sono numero più, numero meno, una ventina nelle 5 province principali e sono a una cifra a Rovigo e a Belluno. Ecco, fermi qui, ci fermiamo per la pubblicità e riprendiamo fra 2 minuti. Rimanete lì perché vedete che c'è molta carne al fuoco. Eccoci qui di nuovo. Allora abbiamo capito tutto e abbiamo capito anche che l'impianto della legge non è così chiaro, ma io credo di aver capito. Ma questa legge non faceva prima dire liberalizziamo invece, facciamo che le parafarmacie
gestite ovviamente da un titolare farmacista, diventino farmacie. Era possibile mettere a concorso in questa maniera, trasformarle? Chi mi risponde? Professor Guiotto? Ma poteva essere una buona idea, infatti io a qualche livello ho cercato anche di suggerirla, intendo a livello romano, a Infofi e a quant'altri. C'era un problema perché quella delle distanze delle parafarmacie dalle farmacie vere e proprie poteva essere superato. Mettendo la distanza, esatto, se la distanza dei 200 metri era mantenuta, potevano essere. C'era un secondo problema, questo è reale, che alcune, o meglio, più di alcune farmacie sono state aperte dai titolari di farmacia. Quindi in quel caso evidentemente... C'è il conflitto di interessi, sì, diciamo. ci sarebbe stato un conflitto di interessi. Ma anche qui bastava metterlo in una norma, insomma. Andavano messi a concorso quelle. Andavano messi a concorso quelli. Sentite, nei blog su internet viene fuori una cosa che non ho potuto verificare, ma non so se a voi risulta. È vero che un noto politico del PD, tanto per non far nomi, Bersani, ha una moglie che ha qualche parafarmacia o qualche decina di parafarmacie, magari a Roma? Io so che è farmacista, però il resto non lo so. Io so che è una farmacista comunale e per sentito, diciamo, nei blog sappiamo che ha qualche parafarmacia. Più di una, insomma, di parafarmacia. Più di una parafarmacia. Quindi c'è anche lì qualche piccolo conflitto di interesse tra il politico e la famiglia, insomma. D'altronde noi sappiamo molto bene, adesso qui non lo dico per una questione politica, però diciamo che questa apertura di queste benedette parafarmacie è stata una spinta dalla parte del PD. Da parte di Bersani come parafarmacie. Però quello il fatto grave di questa vicenda è che secondo me non si pone al centro il cittadino. Cioè la domanda doveva essere questa per avere una risposta di tipo istituzionale e legislativo. In questi tempi, in questi anni, nel 2012, il cittadino di che cosa ha bisogno dal punto di vista farmaceutico? E questo doveva essere il punto di partenza e doveva, secondo me, analizzare le farmacie, capire quanto queste potevano dare di più in base alle esigenze, in che modo, e dopo, se questo non era sufficiente, si andava ad ampliare l'offerta per il cittadino. Ma l'offerta per il cittadino su questo va guidato, perché altrimenti diventa vittima di una campagna di marketing. Ma l'offerta per il cittadino l'hanno fatta nel senso che hanno aperto, per legge, hanno lasciato che negli supermercati, negli ipermercati ci fosse il corner farmaceutico, che in realtà è una parafarmacia. È una parafarmacia. È una parafarmacia. Però che è molto comoda in molte cose, ma si sa che si può comprare solo alcune cose. Però da questo ad avere le farmacie che danno un servizio diverso. È una funzione diversa, secondo me il corner, non so se si interrompo, ma è una funzione diversa quella del corner nel supermercato rispetto a una farmacia. A una vera farmacia. Perché una farmacia è parte del sistema sanitario regionale, quindi ha degli obblighi e delle responsabilità. Certo che è un'attività che guadagna dei soldi, perché altrimenti uno perché dovrebbe farlo. No, dottor Padrente, devo dire una cosa, che i corner ora nelle grosse distribuzioni, per cui parliamo del Coop, Famila o quello che può essere, con la nuova autorizzazione, se non modificano la struttura, loro possono distribuire farmaci veterinari, possono preparare, fanno le preparazioni galeniche, hanno le autorizzazioni, tolto il farmaco, quello convenzionato col sistema sanitario nazionale. Allora quello che io voglio dire è questo, per dire al governo, se posso dirlo, il farmaco non è un bene di consumo. Ci hanno imposto addirittura gli sconti, addirittura sul farmaco. Quando io al tavolo una benzodiazepina potrei anche dire benissimo, ne compra 3, ne paga 2, perché a questo punto ci stanno portando. Che diventi come un supermercato. Come un supermercato. Io tutto quello che posso fare, che posso vendere dietro presentazione di ricetta medica bianca o rossa che è usata male ma che non è della mutua, che non è del sistema sanitario nazionale, io posso applicare lo sconto del 5, del 10, del 20 come se fosse un bene banale, un bene...
Il farmaco, dal mio punto di vista, stiamo lottando con internet proprio perché c'è questo acquisto discriminato di farmaci che poi sono tutte sostanze, materie prime, quasi tutte, che non è vero, sono tutte fasulle e non abbiamo nessuna scheda tecnica, non sappiamo da dove arrivano. Ma che io con la mia professione mi sento di fare lo sconto su una benzodiazepina, professor Guiotto, io onestamente non no. esiste. Ma non è per una questione economica perché voglio guadagnare, è perché ho un paziente davanti e che non lo stimolo all'acquisto. Perché il paziente dovrebbe essere controllato, non si può continuare ad arrivare in farmacia con la ricetta o senza, mi faccia un piacere, mi dia, dovrebbe essere rivisto dal medico. Però bisogna risolvere la dipendenza da farmaco. L'equivoco alla base, e cioè io condivido la sua impostazione, la condivido totalmente, però questa confligge col fatto che la farmacia continua ad essere un'attività economica ereditaria. Cioè, questo è un fatto che mina alla base, perché io sono d'accordo che un farmacista, anche se è un libero professionista, fa parte del sistema, come lo è un medico di medicina generale, ma nel momento in cui questa è una concessione che si tramanda a livello ereditario, questo per la mia cultura diventa un elemento dirompente. Sul resto io sono d'accordo, sono totalmente d'accordo. Sentiamo professor Però, Guiotto. dottor Padrini, in Europa gira e rigira, le farmacie sono di proprietà, non sono concessioni nominative per un certo numero di anni. A me hanno spiegato quando mi sono approcciato da autodidatta alla filosofia che il fatto che la maggior parte la pensi in un modo non necessariamente la si può aver ragione essendo in pochissime a pensarlo. Però ha perfettamente sì. ragione, ma purtroppo l'Italia sta adeguandosi all'Europa, dove effettivamente le farmacie stanno diventando delle grosse catene che vengono acquistate dai grossi Phoenix o chi... Infatti io temo che il superamento di questa realtà rispetto alla modalità di accesso che non condivido, alla fine sia un'inglobazione all'interno di grandi catene di distribuzione, per cui uno va dal farmacista che abbiamo detto prima, un po' sfortunato, che è in un posto e dice guarda mi vendi la tua attività, e quella licenza se la porta attorno. Una impresa dotata di grandi mezzi economici trasforma quella piccola farmacia in una impresa prettamente commerciale che è anche una farmacia. Ma qui si mette a rischio quello che è il rapporto fiduciario, operatore sanitario, farmacista, medico di base e quant'altro, e paziente, cliente, chiamiamolo come vogliamo. Cioè ritorniamo è molto importante il rapporto fiduciario. Col cittadino al centro. Che l'apprezzamento dell'esercizio farmacia, del polo sanitario farmacia è molto elevato in Italia, appunto anche per questa sua valenza. Io lo sposo e lo amplifico culturalmente, sono d'accordo che sia così. Io non sono per una sanità libera, io sono per una sanità governata dal pubblico che dosa i servizi in base ai bisogni. Lo so che è un principio illiberale che confligge con quello di prima, però altrimenti il cittadino non è più un utente, è solo un consumatore. Siamo in chiusura, facciamo una sintesi. Io le posso dire l'ultima che dopo vorrei entrare. Nel 1973, se ben ricordo, si è cercato di nazionalizzare le farmacie, c'era con il Partito Socialista, stava cercando di nazionalizzarle. E certo che nazionalizzare le farmacie, allora eravamo 15.000, non ben ricordo, era un po' difficile. Allora dico questo, sì, effettivamente passare da padre a figlio per ereditarietà dell'azienda è vero, però bisognava averla modificato a monte. Adesso è un po' difficile modificare questa concessione. Una forma transitoria. La forma transitoria è quella di riuscire a portare intanto quelle farmacie che sono state vinte e diciamo soprattutto nei tempi un po' indietro, i primi concorsi, chi è che vinceva le farmacie? I farmacisti ospedalieri, perché avevano più titoli negli esami. Il farmacista ospedaliero che è andato in pensione a 55 anni e ha vinto una farmacia, è andato in pensione a 55, ha vinto una concessione dello Stato, quelle erano le farmacie che non potevano andare in eredità, quelle erano farmacie che dovevano andare, ritornare allo Stato e rimetterle in concorso. Questo era il punto, perché tu già pensionato
hai vinto e quella te l'ho data. La Ma voce una del persona professor che l'ha Guiotto. avuta in questa maniera credo che sia un po' Professor di Guiotto, che cosa? ritorniamo col paziente al centro, il cittadino che ha necessità di un servizio, e la farmacia è un servizio delicato. La farmacia è certamente un servizio delicato e, ripeto, l'operatività del farmacista come anello della catena sanitaria è irrinunciabile. Poi se vogliamo inquadrare con i nuovi eventi, cioè i concorsi, il decreto Monti e quant'altro, aumenteranno il numero di farmacie, era una cosa attesa, vorrà dire che tanti colleghi collaboratori o un buon numero di colleghi collaboratori coroneranno il loro sogno, speriamo bene per loro. Positiva. È un problema però anche di investimento, perché è vero che nel tempo ci sono debiti da collarsi. Certamente aprire una farmacia non è uno scherzetto da poco. Sì. E poi gestirla ancora altrettanto. Forse c'è un dettaglio da sottolineare, che se le farmacie attuali diminuiscono il lavoro avranno meno dipendenti. Eccolo lì il problema. Non è che non si aumenta la forza lavoro. Sempre, tutto è relativo. Perché è relativo. Adesso io dico che se effettivamente mi aprono le 2 farmacie vicino, automaticamente il mio bacino d'utenza viene ridotto, io tu hai bisogno di minori dipendenti. Allora concludiamo così. Intanto vi ringraziamo tutti di essere qui, ringraziamo il professor Guiotto, il dottor Giacomazzi e il nostro ospite quasi fisso, perché questa è una trasmissione di medicina, quindi spesso lo interpelliamo, e la ringraziamo per la sua grande disponibilità. Abbiamo parlato di questo problema delle farmacie più o meno da aumentare. Avete capito che l'impianto legislativo è stato fatto un po' probabilmente di corsa, non hanno pensato che deve essere un vero e proprio servizio al cittadino, perché il meccanismo concorsuale non premia i migliori, ma premia un pochino, chi ha più medaglie, ecco, come dice il dottor Padrini. Comunque staremo a vedere, speriamo che Dio salvi l'Italia, non sarà Monti in questo caso, ma è qualcosa di superiore. Vi ringrazio per l'ascolto e nel ringraziare ancora i nostri graditi ospiti, a tutti voi che vi aspetto alla prossima puntata auguro buona salute.